La cattedrale verrà messa in sicurezza attraverso un lavoro di ago e filo. Le pareti della struttura saranno infatti forate orizzontalmente, all'interno verranno fatti passare dei cavi d'acciaio. Questa fase è ormai quasi imminente, per quanto non sia l'unico tipo di intervento che dovrà essere condotto. Nel progetto realizzato dal consulente dell'arcidiocesi Teotista Panzeca, infatti è previsto che l'abbattimento dei contraforati che oggi si trovano alla base della cattedrale lungo il declivio, strumenti che oggi sarebbero, secondo il professore, più un peso che una risorsa. Per quanto riguarda invece il progetto esecutivo di messa in sicurezza dell'intero colle, è scaduto lo scorso 11 aprile il termine per la presentazione delle offerte per la realizzazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza. Lunedì il commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della regione siciliana, Maurizio Croce, dovrebbe nominare la commissione che si occuperà di aprire le buste e valutare le offerte pervenute. La prospettiva, più volte auspicata dalla giunta regionale, è che si possa ottenere la proposta progettuale entro autunno per avviare poi la lunga parentesi del reperimento delle somme e l'aggiudicazione di una delle opere di messa in sicurezza più costose tra gli ultimi interventi mai fatti e anche più complessi.